C'è la persona in acqua, papà. Ecco il video che documenta quei drammatici e concitati momenti in cui un gesto di straordinaria generosità ha evitato una tragedia oramai in atto. Poco dopo la mezzanotte in Rio Sant'Alvise a Venezia, un uomo di 50 anni finito in acqua grida disperatamente aiuto. Le sue urla richiamano immediatamente Stefano e Sara Bonassi, padre e figlia. Abitano proprio di fronte a quell'uomo che sta annegando davanti ai loro occhi. Noi siamo usciti e tempestivamente ci siamo messi pronti a montare sopra l'imbarcazione e quindi abbiamo cercato di soccorrere l'uomo tirandolo su con l'aiuto anche di una terza persona. Stefano corre e lì a sporgersi dalla barca per salvare quello sconosciuto e come lui non sa nemmeno nuotare. Mi è venuto proprio l'istinto di andare proprio a pigliare su la persona, proprio praticamente era già morta. C'aveva già la testa verso l'acqua, le braccia aperte e là un attimo l'ho tirato su. Nei giochi del destino la fatalità vuole che quella barca ormeggiata lungo il Rio sia proprio quella dell'assessore Sebastiano Costalonga. Il destino ha voluto che la mia barca fosse lì, per fortuna, perché se era una barca più piccola sicuramente non sarebbero riusciti a fare questo gesto così importante. Il fatto è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, con il cinquantenne ancora ricoverato a Venezia per una importante broncopolmonite, ma è vivo e solo questo conta. Padre e figlia veneziani di Sant'Alvise premiati a Cafarsetti proprio dall'assessore Costalonga, che ha voluto riconoscere il loro gesto di straordinario altruismo. Ci sentiamo eroi perché comunque si è ripreso